A tutti un cordiale saluto e benvenuti a Valorizziamo, la faccia pulita dello sport. Siamo alla quinta puntata. Televideo Agrigento e Panathlon Club di Agrigento assieme per raccontarvi lo sport attraverso i valori, attraverso l'integrazione, attraverso la solidarietà, attraverso il fair play. Ecco, questi e tanti altri valori. In questa puntata ci soffermeremo sul settore che riguarda i diversamente abili, ovviamente in riferimento allo sport, perché magari molto spesso dalle fasce più svantaggiate arrivano lezioni di vita. E allora parleremo di diversamente abili nello sport, una puntata da non perdere. Vado subito a illustrare, a conoscere i nostri ospiti. Partiamo da Luigi Tropia, il mio compagno di viaggio, il presidente del Panathlon Club di Agrigento. Grazie Luigi. Grazie. Poi abbiamo un parterre ricco e qualificato subito con l'assessore comunale di Agrigento ai servizi sociali, Gerlando Riolo. Grazie. Buonasera. Un ritorno, quello di Nino De Miceli, grazie. In questa occasione le vesti di delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico di Agrigento. E poi abbiamo Carlo Lauria della Lega Navale Italiana nella sezione di Agrigento. Con lui parleremo di un'esperienza molto intensa, quella in mare con la vela, un equipaggio formato da normodotati e da ragazzi sordi con ottimi risultati. Insomma, conosceremo questo mondo. Allora possiamo partire subito con il primo giro con i diversamente abili, che sono una risorsa, Luigi. Sicuramente, grazie Claudio per quest'altra opportunità che ci dai tu e la televisione, quindi gli editori, per parlare pure di questo aspetto del mondo dello sport ugualmente importante come tutti quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi del mondo dei disabili. Si chiama così, è giusto dirlo così, e infatti approfondiremo, grazie anche ai nostri ospiti, quelli che sono gli argomenti dal punto di vista diciamo sociale, culturale, ma anche pratico. Carlo parlerà della sua esperienza, che parla proprio realmente di un'attività di ragazzi disabili che gareggiano con ragazzi normodotati, quindi un'integrazione quasi totale. E come impone la liturgia, qui a Valorizziamo, la faccia pulita dello sport, precedenza alle telefonate, ai collegamenti in diretta. Siamo con il presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Sicilia, Aldo Radicello. Grazie Presidente. Sì, pronto, buonasera a tutti i telespettatori. Sì, grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo qui per parlare di diversamente abili nello sport, un tema molto importante. Lo facciamo assieme al Panathlon International, che su questo terreno è fortemente impegnato. C'è Rio de Janeiro ormai alle porte. Ecco, questa è una sfida che impegna anche la Sicilia. Sicuramente, perché già abbiamo qualche atleta qualificato siciliano nel tennis tavolo, nell'atletica leggera, e attendiamo anche altre possibilità per altri atleti interessati per le associazioni sportive dilettantistiche siciliane che si occupano di attività sportiva per disabili. Io do subito spazio ai miei ospiti e le faranno qualche domanda e poi chiuderò io con una domanda finale. Subito la vorrei mettere in collegamento con il delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, il dottor Nino De Miceli, che è qui ospite a Valorizziamo la faccia pulita dello sport. Prego, dottore De Miceli. Ciao Aldo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Bellissima iniziativa, sono contento di mettervi a vostra completa disposizione. Sì, non è la prima volta che l'associazione, voglio dire, si fa carico un po' anche di pubblicizzare tutte le iniziative che ci sono in provincia di Agrigento. Io la cosa che volevo anche chiederti è la relazione, voglio dire, che c'è tra quello che
è il comitato regionale, diciamo così, della Sicilia e i vari organi territoriali. Mi riferisco specialmente a questa bellissima iniziativa di cui magari poi io parlerò un po' più in merito, legato un po' anche all'intervento all'interno delle scuole che grazie proprio al comitato regionale si sta realizzando. Benissimo, benissimo. Allora ti devo subito dire che il progetto era abbastanza ambizioso e naturalmente è stato sponsorizzato dal CONI Sicilia con i proventi della legge 8. Hanno aderito 188 scuole delle 9 province, no? Diversi comuni. Soltanto che dato il tempo a disposizione era molto ristretto, abbiamo deciso di rinchiudere il tutto in 5 scuole per provincia, interessando quasi 1600 alunni. Nella provincia di Agrigento, se non ricordo male, abbiamo una scuola superiore, 2 scuole, istituti comprensivi, quindi scuola primaria e scuola media, e un circolo didattico. Mi pare che siano una di Agrigento, 2 di Canicattì e 2 di Ribera. E 2 di Ribera, perfetto. Bene, adesso ovviamente Luigi tu ti riserverai per la fine del collegamento, intanto diamo subito spazio all'assessore comunale di Agrigento, Gerlando Riolo, assessore ai servizi sociali. Prego, assessore. Ma io intanto vi ringrazio per l'invito, per questa manifestazione, per questa iniziativa che mi sembra veramente encomiabile e l'attenzione che l'amministrazione comunale ha nel... Un attimo, prima di intervenire, c'è qualche domanda da fare o qualche osservazione al Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, della sezione Sicilia, altrimenti poi procediamo successivamente con il suo intervento. Sì, io al Presidente posso solo dire che noi come amministrazione siamo ovviamente disponibili per collaborazioni e anzi diciamo sarebbe interessante vedere se c'è la possibilità di organizzare degli incontri o comunque di promuovere qualche cosa per la promozione proprio dello sport con i ragazzi disabili. Per cui non so se questo rientra fra i compiti istituzionali del Presidente, se lui mi può in qualche modo confortare da questo punto di vista, ne sarei certo. Presidente, a lei la parola. Sì, certo Assessore, è chiaro che fra gli impegni del Comitato Italiano Paralimpico, voi lo dovete vedere come una sorta di CONI per gli atleti disabili. Noi operiamo attraverso le federazioni sportive nazionali e quindi come Comitato Italiano Paralimpico Delegazione Sicilia noi investiamo parecchio nella promozione e nell'avviamento allo sport, per cui saremmo molto interessati a venire a fare a programmare con voi un incontro per poter fare promozione dello sport paralimpico nel territorio della provincia di Agrigento. Già abbiamo cominciato con il progetto Sport Paralimpico va a scuola, ma per il futuro contiamo di riproporlo allargandolo a più scuole e naturalmente collaborando anche con le istituzioni locali. Bene. Presidente, per le strutture, ecco, sono accessibili ai diversamente abili? Qual è la situazione, lei che ha il quadro regionale nel territorio? E allora, intanto scusate, consentitemi di dire che sono poche le strutture, ma quelle poche che ci sono, diciamo da questo punto di vista c'è l'abbattimento delle barriere, per cui non ci sono problemi. Il problema grosso è che sono poche le strutture da destinare allo sport in tutta la Sicilia. Bene, Carlo Lauria, no, allora andiamo su il presidente del club Panathlon di Agrigento, Luigi Tropia. Presidente, innanzitutto la ringrazio ovviamente a titolo personale, a titolo del club, di partecipare alla nostra trasmissione. Più che una domanda è un invito ufficiale, perché è uscita proprio dalle trasmissioni precedenti la volontà di organizzare una tavola rotonda ad Agrigento per parlare di sport. Abbiamo parlato 2 settimane fa, se non sbaglio, con l'assessore regionale allo sport. Settimana scorsa, con Anthony Barbagallo, il quale è disponibile, quindi la inviteremo appena organizzeremo questa tavola rotonda a venirci a trovare ad Agrigento. Sicuramente vi ringrazio per l'invito, sarò sicuramente presente. Presidente, io la congedo, però prima le vorrei fare questa domanda. Giovedì
A Roma c'è un avvenimento importante per quanto riguarda il Comitato Paralimpico Italiano con la Santa Sede, ecco, sarà presentato il progetto Casa Italia, è così? Il progetto, scusi, ripeta? Casa Italia con il... Casa Italia, sì. Allora, è stato Pancalli qua a Palermo appena un mesetto fa. Casa Italia sarà fatto in un convento a Rio de Janeiro, perché sì. abbiamo preferito investire non tanti soldi, Giusto. diciamo, differenziandoci in un certo senso anche dal CONI, che naturalmente le nostre risorse sono leggermente inferiori a quelle del CONI, per cui abbiamo preferito, almeno il Presidente ha trovato questa possibilità di fare Casa Italia direttamente dentro un convento che è molto più vicino al villaggio olimpico, per cui anche nei trasporti in una città caotica come Rio de Janeiro saremo avvantaggiati. Ecco, comunque naturalmente durante questa presentazione avrete più dettagli possibili riguardo a questa operazione. Cosa si aspetta Radicello da Rio? Da Rio mi aspetto di migliorare naturalmente i risultati della passata edizione di Londra e naturalmente mi aspetto pure che ci siano più atleti siciliani che vadano a partecipare a questo importantissimo evento. Ecco. Va bene, la ringraziamo per il suo intervento, per il suo contributo. Grazie e buon lavoro Presidente. Grazie a voi e buona continuazione, grazie. Grazie, allora un grazie sentito al Presidente Aldo Radicello del Comitato Italiano Paralimpico, presiede la delegazione della Sicilia. Andiamo avanti, avevo interrotto l'assessore comunale servizi sociali di Agrigento Gerlando Riolo, che può proseguire nel suo intervento. No, io dicevo che l'amministrazione sin dal suo insediamento ha avuto e continua ad avere, come voglio dire, un occhio di riguardo nei confronti della disabilità. Voglio ricordare che proprio appena insediati abbiamo subito cercato di istituire la consulta delle associazioni dei disabili, ci siamo riusciti, adesso è una realtà, nel senso che funziona e ci dà, diciamo, la giusta dimensione e il giusto stimolo per portare avanti delle iniziative nei confronti dei disabili. Abbiamo fatto delle manifestazioni che hanno coinvolto molti ragazzi, del tipo recentemente con la Sagra del Mandorlo siamo riusciti ad avere uno spettacolo dedicato solo alla disabilità e c'erano presenti 500 persone ovviamente accompagnate dai familiari e dagli accompagnatori, e un'altra bella iniziativa l'abbiamo fatta all'Istituto Foderà, dove abbiamo raccolto tutte le associazioni e invitato anche delle rappresentanze a fare delle esibizioni, così sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista artistico, ed è stato un bel momento di condivisione e di fratellanza. Io penso che attualmente lo sport ha proprio necessità di coinvolgere la disabilità. Naturalmente, come diceva il Presidente, purtroppo soffriamo della difficoltà di avere delle strutture dedicate, delle strutture adeguate perlomeno per poter spingere questi ragazzi nelle varie forme di disabilità a esprimersi e a poter partecipare. Certamente noi faremo di tutto per andare avanti in questa direzione, ovviamente vogliamo e potremo avvalerci della collaborazione anche del Comitato Paralimpico, sia locale sia regionale, per cui ovviamente le risorse sono il problema. La fermo un attimo. Allora, dottore Nino De Micheli, delegato provinciale del CIP ad Agrigento, ecco, qual è il rapporto tra lo sport e la disabilità nel territorio agrigentino? Io ricordo qualche annetto fa Palestria di Life, insieme per gioco, insieme per amore, è stata una manifestazione molto bella, molto intensa, io l'ho seguita molto da vicino negli anni, aveva assunto anche una dimensione regionale, davvero un'esperienza molto ricca che purtroppo poi è finita, però ecco il rapporto tra lo sport e la disabilità. Diciamo subito alcune cose perché è importante, perché se no ci confondiamo. Il discorso delle palestriadi, di cui io sono stato anche uno degli artefici, è una cosa diversa rispetto a ciò che riguarda, infatti era
per gioco e per amore, era il sottotitolo, diciamo, di questa manifestazione, ed era estremamente interessante e utile perché riusciva a mobilitare, diciamo, una serie di associazioni con i disabili per come dire, stare insieme, socializzare e divertirsi anche in maniera interessante da un punto di vista dell'integrazione e della socializzazione, e questo va bene, va dato i meriti. Però un'altra cosa è il discorso, voglio dire, dello sport. Noi ci occupiamo prevalentemente di uno sport che sia a livello agonistico, perché noi riteniamo che i soggetti che hanno un deficit, specialmente da un punto di vista motorio, cioè voglio dire, hanno diritto anche di fare agonismo se ne hanno voglia, certo. E dunque, cioè voglio dire, di produrre delle iniziative, delle attività finalizzate anche ad avere dei risultati, non solamente, voglio dire, come momento, cioè, per noi questo è un elemento importante, se no ci chiameremo in un'altra maniera, diciamo, non ci chiamiamo così. E poi c'è comunque l'altra faccia, che è quella dell'avviamento, della promozione sportiva. In tal senso, per esempio, cioè noi abbiamo attualmente in atto un progetto che coinvolge diciamo, diverse parti della provincia di Agrigento, è un progetto sperimentale che è quello che secondo noi è strategico, e che è quello di entrare all'interno, per esempio, delle scuole, dell'istituzione scolastica, e all'interno delle scuole, non all'esterno in maniera separata, dico, ma all'interno della scuola fare un'attività legata allo sport. Significa non fare i giochi o le passeggiate solamente, no? Cioè, questo può anche essere una cosa interessante. Una sorta di giochi della gioventù. Dico così. Però c'è, per esempio, i nostri tecnici all'interno delle scuole sperimentali che stiamo facendo fanno nuoto, pallavolo, pallacanestro, atletica, cioè fanno proprio delle attività che sono delle discipline sportive. E questo per noi ha un significato doppio, che è quello di far praticare sport ai nostri ragazzi, e poi anche quello di dimostrare al resto, diciamo, della scuola che i nostri ragazzi non sono da posteggiare, voglio dire, in un banco speciale o da posteggiare in un'aula speciale, ma sono ragazzi che adeguatamente stimolati possono rendere insomma, cioè voglio dire, per quelle che sono le loro autonomie, per ciò che sono le loro caratteristiche, diciamo così. E questo ha dei vantaggi anche da un punto di vista, secondo noi, non solamente sportivo, non solamente di socializzazione o di integrazione, ma ha dei vantaggi anche da un punto di vista della formazione psicologica del ragazzo. Perché come sempre lo sport. Come le caratteristiche dello sport. Un ruolo importante, ecco, vorrei coinvolgere in questa discussione Carlo Lauria, ecco, un equipaggio misto formato da normodotati e sordi in mare con la vela, ecco, risultati importanti. Queste sono esperienze che ovviamente lasciano il segno. Sì, intanto io vorrei fare una premessa per spiegare il contesto in cui si è sviluppata questa esperienza, perché stiamo parlando della Lega Navale Italiana, che è una delle istituzioni storiche legate alla cultura del mare in Italia. È un ente di diritto pubblico su base associativa, fondato addirittura alla fine dell'Ottocento, e ha sezioni in tutta Italia. La finalità è quella semplicemente di promuovere tutte le iniziative, tutte le attività legate alla vita del mare. Ovviamente nell'arco del tempo si è andata sviluppando anche con un approccio alle problematiche sociali che si possono trattare appunto approfittando delle discipline marinare. Per quanto riguarda noi, abbiamo cominciato 3 anni fa con un progetto che era finalizzato... Prego la regia, se è possibile, di mandare in onda le immagini per quanto riguarda l'equipaggio, ecco, così possiamo parlare con cognizione di causa. Prego. Praticamente abbiamo cominciato un progetto appunto legato all'attività velica da offrire ai disabili. Abbiamo individuato come nostri interlocutori i ragazzi dell'Ente Nazionale Sordi di Agrigento, quindi ragazzi che hanno come disabilità il fatto di non sentire, quindi una disabilità soprattutto di tipo comunicativo
che crea molte difficoltà anche nell'inserimento sociale, ovviamente. E abbiamo cominciato con un progetto che doveva durare solo 2 mesi, ma praticamente già 3 anni che regolarmente svolgiamo questa attività, e questi ragazzi sordi fanno ormai parte a tutti gli effetti del nostro Ecco, possiamo equipaggio. raccontare quelle immagini che stiamo vedendo? Queste immagini che vedete riguardano la Licata Sailing Week, che è una regata, in questo caso queste immagini sono del 2014, abbiamo partecipato alla Licata Sailing Week nella categoria mini altura e l'equipaggio è formato al 50% da ragazzi normodotati, fra cui ci sono anch'io, e da ragazzi sordi. La particolarità di questo equipaggio, la grande soddisfazione di questo equipaggio è l'essere riusciti a lavorare in grande sintonia, a formare veramente una squadra, un tutt'uno, perché per gestire la barca bisogna essere veramente un tutt'uno, senza nessun problema di comunicazione. Io infatti vi sfido a capire chi di questi ragazzi è sordo e chi è normodotato, in realtà non si capisce, ma addirittura qui proprio in questa fase c'è un momento spettacolare. Se vedete c'è un ragazzo che si sta arrampicando sull'albero della barca, questo è uno dei ragazzi sordi, Alberto Barbadoro, che tra l'altro è il rappresentante dei giovani sordi di Agrigento, e praticamente abbiamo avuto un problema che ci avrebbe bloccato completamente nella regata, che si poteva risolvere solo salendo in testa d'albero, ed è salito lui. Ed è stato un momento in cui veramente la squadra ha dato il meglio di sé come coesione e ci ha fatto sentire proprio un'unica cosa. Dovremmo avere in collegamento Ilenia Bulla, allenatrice del CUS Basket Catania, quindi passiamo dalla vela ad un'altra disciplina. No, mi dicono dalla regia che ancora non è pronto. Bulla, ecco, abbiamo in collegamento, ecco, avevo annunciato Ilenia Bulla, allenatrice della squadra CUS Basket Catania, formata da atleti in carrozzina in Serie B. Allora, pronto, grazie per essere con noi. Pronto, buonasera, Sì. salve, grazie a voi di avermi invitato alla vostra trasmissione. Parliamo di diversamente abili nello sport, ecco, la vostra è una realtà splendida nella città etnea. Sì, è la prima realtà del basket in carrozzina, che è stato, diciamo, un inizio brillante con tanti ovviamente intoppi di circa 3 anni fa. È una realtà bellissima, come ha detto lei bene, perché chiaramente mette a disposizione dei ragazzi, tra virgolette, diversamente abili, che ormai questa diversità non esiste neanche più nel momento in cui uno si amalgama, ecco, tra di noi, che nasce da una bellissima iniziativa della fusione tra l'unità spinale del Cannizzaro Catania e il CUS, Centro Universitario Sportivo, sempre catanese. Ecco, prego. Una realtà che, dicevo, nasce 3 anni fa e che vede questi ragazzi coinvolti in un campionato nazionale di Serie B, che come esordio, diciamo, tra mille vicissitudini, ha iniziato con le solite problematiche che hanno tutti gli sportivi, quindi c'è ricerca di sponsor, ricerca di palazzetti dove allenarsi e così via. Ecco, ovviamente ci vogliono anche molti sacrifici, grande volontà. Diversamente abili non significa avere solo deficit, però ecco, le abilità diverse che vanno valorizzate, e lo sport ha un ruolo importante perché riesce a far emergere queste qualità anche in chi opera in una situazione di svantaggio. Assolutamente sì, tra l'altro il basket in carrozzina è uno di quegli sport che ha veramente pochissime differenze con il basket dei normodotati, se così vogliamo dire. Infatti le regole sono pressoché uguali, i falli tecnici, tutto è identico al basket dei normodotati. L'unica differenza è il mezzo di locomozione. Ecco, noi ci spostiamo in carrozzina e i normodotati usano ovviamente i loro piedi. Questa è sostanzialmente l'unica diversità che c'è. Tra l'altro il basket in carrozzina nella Serie B permette anche l'integrazione con un normodotato, quindi anche un aspetto veramente notevolmente sociale di questa integrazione forte che c'è poi all'interno
dello sport in tutti i campi, sia per i diversamente abili che per i normodotati, e quindi in campo realmente poi c'è un grande affiatamento tra normodotati e disabili. Per esempio noi abbiamo un ragazzo normodotato che gioca con noi da appunto 3 anni. Qual è il suo rapporto con i ragazzi? Bellissimo, inizialmente chiaramente ci sono state delle difficoltà perché venendo dal basket normodotato chiaramente ho dovuto adattare un po' tutti gli schemi, i fondamentali eccetera, avendo seguito un corso proprio per basket in carrozzina, ma date i primi impatti nel vederli cadere, perché come ci sono gli scontri fisici nel basket dei normodotati ci sono anche per il basket in carrozzina, e chiaramente mi preoccupavo se si fossero fatti male alle gambe eccetera, ecco, quella là ci scoppiava su una risata e poi chiaramente prendendoci confidenza si capisce benissimo che tutto quello è di un altro mondo, ecco, diciamo così. La lascio ai miei ospiti, il presidente del Panathlon Club di Agrigento. Dottoressa, buonasera, grazie buonasera a lei. per l'intervento. Io so pure che lei è medico anche nella vita normale e quindi una domanda, così anche uno spunto di discussione. Oggi so che alcuni ragazzi che giocano a basket vengono anche da traumi, giusto, da incidenti, sì. Quindi ragazzi che avevano una vita normale si trovano purtroppo in una vita diversa. Ecco, in che termini è difficile poter far integrare questi ragazzi e fargli capire l'approccio a una vita anche diversa? Allora, lo sport terapia sicuramente è di fondamentale importanza nel ruolo di questi ragazzi che si approcciano allo sport per in sostanza riabilitarsi dai traumi che hanno subito. Quello è un punto di partenza. Poi l'avvicinamento allo sport, che sia per diversamente abili o per normodotati, non ha nessun tipo di difficoltà a mio avviso. Quando una persona fa una cosa con la passione, quello è il motore di avviamento perché si possano superare tutte le diversità, tra virgolette. La lascio all'assessore comunale di Agrigento ai servizi sociali. Buonasera. Io volevo fare un'osservazione, cioè come anche nel campo dei normodotati, diciamo, io ritengo che sia un'iniziativa molto interessante perché diciamo, è da stimolo a tutti i ragazzi che poi non fanno agonismo, cioè avere delle squadre, avere delle individualità che si distinguono fra i diversamente abili, ovviamente secondo me è da grosso stimolo poi per tutta la platea dei diversamente abili che pur non raggiungendo dei livelli agonistici magari apprezzabili, però capiscono che la loro vita non è poi così da buttare via, ecco, è una vita che può dare delle soddisfazioni, che può dare la possibilità di svolgere un'attività sportiva, per cui ritengo che sia molto importante quello che voi fate e che speriamo si possa anche diffondere anche dalle nostre parti. Perché no, certo, assolutamente, quello che dice è correttissimo, però a parte diciamo il basket in carrozzina, che non è sport paraolimpico, ci sono tantissime discipline che sì, ma parlo in generale. È chiaro, in generale possono aiutare questi ragazzi ad essere degli atleti, ecco, atleti con la A maiuscola, che non fa differenza quando c'è una corrispondenza tra normodotato e diversamente abili. Lo sport, inteso come senso di appartenenza e nell'essere atleta, è per tutti, e quindi sì, è giusto che si possa cominciare a far uscire dal guscio della propria casa queste persone che possano avere dei problemi tra virgolette differenti rispetto a una persona che si accinge a fare sport magari da piccolino e senza avere un trauma, ma che ben venga le associazioni, che ben vengano i politici, che ben vengano le radio che ci invitano, gli eventi in piazza, proprio per far capire che queste realtà ci sono, ci possono essere e devono essere sostenute a 360 gradi, perché il ruolo dello sport a livello sociale è uno dei motori più importanti che possiamo avere oggi.
Dottoressa Bulla, in questi anni alla guida del KUS Basket Catania, la vittoria più grande, la gioia più bella? Ma sono state tante ripetute nell'arco dei 3 anni, c'è stata una crescita veramente notevole dei ragazzi che si accingevano 3 anni fa a non sapere neanche le regole del basket e quindi vederli raggiungere degli obiettivi importanti come quest'anno, perdere solo di 2 punti con la capolista, per noi è già stato un grandissimo successo. Considerando che fino all'anno scorso perdevamo di 30-40 punti e che ancora avevamo una concezione del campo a dir poco scandalosa, invece quest'anno a poco con i sacrifici, con l'impegno e come in tutti gli altri sport i risultati cominciano a venire e ad arrivare le piccole soddisfazioni sia per loro a livello agonistico sia dal punto di vista tecnico e anche, perché no, da avere quel piccolo d'ambizione che ti fa sopportare le fatiche degli allenamenti e degli infortuni che sicuramente nell'arco della stagione si presentano e sono sempre dietro l'angolo. Un'ultima domanda prima di congedarla, le famiglie come rispondono? Molto bene, tra l'altro noi abbiamo tutto un pubblico appassionato che ci segue tantissimo sia nelle trasferte che in casa, riusciamo ad avere tutto il pubblico delle famiglie, amici, fidanzati, eccetera, che ci sostengono tantissimo e sono veramente contenti perché hanno visto moltissimi miglioramenti sia fisici che psicologici nei loro ragazzi. Grazie a Elena Bulla, allenatrice del KUS Basket Catania, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Allora adesso Luigi, voi del Panathlon Club di Agrigento avete premiato Asia Abate, una atleta empedoclina, miglior atleta dell'anno nel 2015. Noi abbiamo realizzato un servizio, allora se la regia è pronta possiamo vedere il servizio. Tra l'altro Asia è nella copertina della nostra sigla perché si è meritata appunto questo premio, oltre al premio che il Panathlon gli ha assegnato. Allora possiamo vedere il servizio. Lacrime di gioia, di felicità e visibilmente commossa Asia Abate, la giovane empedoclina, ieri sera è stata premiata come miglior atleta dell'anno dal Panathlon Club di Agrigento, un riconoscimento che arriva dopo il prestigioso piazzamento ai campionati mondiali paraolimpici di ginnastica artistica che si sono svolti a Mortara. Asia, con la maglia azzurra della nazionale italiana, si è classificata terza assoluta, conquistando la medaglia di bronzo. Ho lavorato assai in palestra e sono contenta e felice. È orgogliosa pure? Sì, un poco? orgogliosa per tutti. Era una grossa manifestazione, è stato un momento sportivo molto importante, per cui siamo arrivati in punta di piedi e siamo riusciti, lei è riuscita, noi siamo stati solo veramente degli accompagnatori, lei è riuscita a superare veramente se stessa, siamo veramente orgogliosi. Asia sta in palestra dal lunedì al venerdì, quindi tutta la settimana e si allena con veramente tanto impegno. Al di là dell'aspetto sportivo, ecco, una delle qualità umane che serve per poter arrivare a questo successo. Sì, effettivamente allo sport dietro c'è l'affetto che si instaura tra l'istruttore e la ginnasta, che fa sì che si formi quella complicità che veramente porta al grande traguardo. A consegnare la targa ricordo alla talentuosa atleta empedoclina al termine della serata conviviale prenatalizia è stato il presidente del Panathlon Club di Agrigento, Luigi Tropia. Quest'anno è stato difficile riuscire a dare questo premio perché Agrigento tra tante difficoltà ha avuto risultati sportivi importantissimi tra il calcio e la pallacanestro, però quello che ha raggiunto Asia è stato determinante. Lo sport non ha barriere, quindi anche ad Agrigento, ripeto, tra tante difficoltà sociali ed economiche, lo sport si riesce a fare con tanti risultati e lo possono fare tutti. È scritto nella carta dei diritti del ragazzo che il Panathlon porta avanti da tanti anni, dove è scritto che i ragazzi hanno il diritto di fare sport, non di diventare campioni ma di fare sport. Abbiamo pure ricordato l'evento importante di quest'anno del Panathlon, che è stato il 50° anniversario. Questa è la pubblicazione che abbiamo realizzato assieme ai presidenti precedenti
È un libro, è un regalo che ci siamo fatti che rimarrà negli scaffali di tutti, perché è una cosa che tramanderemo da padre in figlio. Sono tutti ricordi di 50 anni con delle foto anche inedite, foto particolari che abbiamo tirato fuori dagli archivi personali. Questo è stato anche l'omaggio che abbiamo fatto ai nostri soci. È una cosa di cui vado e andiamo tutti fieri, perché è stato frutto di lavoro di un anno intero. Abbiamo avuto ospiti importanti ed era giusto festeggiare un club così importante con una storia importante dietro. Il Panathlon Club di Agrigento continua ad essere protagonista. Luigi, una serata straordinaria, commovente, intensa, cosa ricordi? Ma ricordo un concetto fondamentale che mi piace ripetere, perché desidero che da queste trasmissioni passano messaggi. Un messaggio del Panathlon che parte dal Panathlon International, ma anche dal governatore che sa di queste trasmissioni, è che oggi noi seguiamo il mondo dei disabili, comunque tutto il mondo dello sport, non perché si è disabili, ma perché si raggiungono dei risultati sportivi. È quello che è emerso anche da questa prima discussione che abbiamo fatto. Asia è stata premiata atleta dell'anno non tanto perché è disabile, ma perché è campionessa del mondo, perché ha raggiunto dei risultati. Noi nel 2014 abbiamo premiato pure una squadra di hockey su carrozzina, anche lì non perché solo per puro piacere di premiarli, ma perché hanno perso in finale la finale scudetto del loro campionato. Quindi da questo punto di vista, anche dal punto di vista culturale, non solo il Panathlon ma tutte le associazioni e gli enti hanno fatto dei passi avanti da gigante. Oggi si parla di integrazione, non solo di disabili ma di integrazione, e quindi di ragazzi che fanno sport e che raggiungono dei risultati. Ecco, non parliamo di pietismo, ecco, parliamo di ragazze e ragazzi che si affermano con grande dignità e con risultati straordinari. Io aggiungo, magari poi lo dirà Carlo. Carlo partecipa con la sua squadra, con il suo equipaggio a gare ufficiali non dedicate a disabili, ma gare dove partecipano tutti, normodotati, quindi la barca che ha il problema ce l'ha pure la barca quella con i ragazzi normodotati, quindi qualche volta arriva terzo, qualche volta arriva ultimo, ma partecipa ad armi pari con gli altri. Fatto l'assist, torniamo allora da Lauria. Sì, io ci tengo a dire una cosa, visto che dobbiamo lanciare anche un messaggio in questa trasmissione. Siccome prima si parlava di infrastrutture, di strutture carenti, secondo me la mancanza di strutture non deve diventare un alibi per non includere questi ragazzi nello sport che fanno i normodotati, perché comunque dovunque ci giriamo attorno vediamo persone che fanno sport anche in maniera così improvvisata, chi va in bicicletta, chi corre, tutte queste attività possono essere allargate anche ai disabili, quindi secondo me appunto la carenza di strutture non deve essere un limite, così come per noi non è stato un limite, perché nell'idea di portare in barca dei disabili noi ci siamo resi conto che non avevamo le barche attrezzate per i paraplegici, non avevamo le barche abbastanza grandi per portare certe disabilità psichiche con gli assistenti, perché sarebbero state troppe persone a bordo. Però se ognuno che fa un'attività sportiva individuasse una tipologia di disabilità compatibile con la propria attività, potrebbe avere poi una grande soddisfazione, rendersi conto poi del grande piacere che c'è nell'includere questi ragazzi nella propria attività e sentirli proprio alla pari con i normodotati. Il territorio agrigentino non ha ovviamente delle squadre come il CUS Basket Catania, però ha delle individualità importanti. Abbiamo parlato poco fa di Asia Abate, adesso abbiamo in collegamento telefonico un altro agrigentino importante nel panorama sportivo paralimpico nazionale e non solo. Si tratta di Giuseppe Vella, vive lontano da Agrigento ma il suo cuore è qui, e allora grazie Giuseppe Vella per essere con noi. Sì, buonasera a lei e buonasera a tutti gli spettatori. Parliamo tennis tavolo, ecco, importanti successi, ecco, la disabilità come viene vissuta, ecco, lo sport è importante per annullare le barriere. Beh, lo sport è stato importante per annullare le barriere, adesso lo sport paralimpico è ormai un mondo affermato nel panorama globale dello sport. Ormai quando si parla di sport paralimpico si parla di atleti. Diciamo che nel passato ha avuto
un grosso merito sociale. Adesso quando si parla di sport paralimpico si parla principalmente di sport. Ecco, come è nata la passione per il tennis da tavola? Beh, ero all'università, era il 91, l'anno della Pantera, quindi poche lezioni e c'era un tavolo del nostro pensionato universitario e ho cominciato da lì. Sono subito appassionato a questa disciplina e ancora la sto praticando. Sì, allora c'è Rio de Janeiro alle porte, ecco, sarà una tappa importante? Sì, sarà la mia terza Paralimpiade e sinceramente spero l'ultima, nel senso che ormai non pensavo più a questa Paralimpiade perché a fine 2015 non ero tra i qualificati, ero una delle riserve. Inaspettatamente a metà marzo invece è arrivata la comunicazione della Federazione Internazionale che aveva accettato la wild card richiesta dal nostro Comitato Paralimpico. Per cui da metà marzo mi sono rimesso in moto per preparare questa terza Paralimpiade e sarà sicuramente una Paralimpiade diversa dalle prime due, perché io ho già fatto sia Pechino che Londra. Ovviamente le aspettative sono un po' diverse rispetto alle prime due, ma vado con un po' di consapevolezza in più, questo sicuramente. Come si sta preparando? Scusi? Come si sta preparando? Guardi, proprio adesso mentre mi state chiamando io ho fatto una pausa durante l'allenamento. Faccio 4 allenamenti a settimana più i raduni, un raduno al mese con la nazionale che variano dai 4 ai 7 giorni. E proprio domani parto per un torneo internazionale a Bratislava dove saranno presenti praticamente i migliori giocatori al mondo, sono quasi tutti quelli che saranno a Rio. Gli allenamenti li svolgo presso la mia società sportiva che è il gruppo sportivo Rangers di Udine con il nostro tecnico, con i miei compagni di squadra che mi danno anche una mano per allenarmi. La lascio per un attimo a Nino De Miceli, che è il delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico di Agrigento. Ciao Nino. Come stai? Bene, grazie. Ti sento pianissimo, però ti risento con vero piacere. Ah, ho capito. Senti, qua abbiamo tutti nostalgia di te comunque, ci ricordiamo ancora dei famosi trofei del Mediterraneo, del Gattopardo. E senza, voglio dire, la tua presenza effettivamente poi qua il tennis da tavola ha avuto un arresto. Io vorrei invece capire un po' bene, oltre al discorso delle Paralimpiadi che in questo momento ti stai impegnando, dico, che altro tipo di attività stai svolgendo, anche come allenatore immagino? Ma come allenatore ci sto provando, nel senso che io ormai ero proiettato verso questo orizzonte, poi invece la chiamata per le Paralimpiadi mi ha un po', come dire, mi ha fatto tornare un po' indietro. Adesso lavoro per la Federazione Italiana Tennis Tavolo e di fatto quello che ho iniziato a fare anche con te nel 99, se ti ricordi, con il primo torneo internazionale continuo a farlo, perché lavorando per la Federazione Tennis Tavolo organizziamo un torneo internazionale ogni anno a Lignano Sabbia d'Oro. Il mio impegno nel tennis tavolo non è mai venuto meno, l'esperienza che abbiamo iniziato insieme ad Agrigento anche con il tuo aiuto, soprattutto con il tuo aiuto e quello della provincia, poi è stato per me anche un bagaglio molto, molto importante che mi sono portato dietro, per cui Agrigento rimane sempre nei miei pensieri, oltre al fatto che insomma io sono di Palma di Montechiaro, per cui questo ovunque io vada nessuno potrà togliermelo. Beh, sono contento di sentirti ancora innamorato. Sai benissimo che insomma soprattutto per noi siciliani la nostra terra è un punto d'orgoglio, con tutto quello che ci portiamo dietro nel bene e nel male, però insomma ce l'abbiamo sempre dentro. Giuseppe Vella è socio onorario del Panathlon di Agrigento. Allora una domanda per lei dal presidente Luigi Tropia. Buonasera. Buonasera Giuseppe.
Innanzitutto grazie per il collegamento telefonico, ovviamente un ringraziamento particolare anche dal nostro past president che è Gerlando Amato, che ti ha premiato un po' di anni fa, abbiamo visto la foto proprio prima di iniziare la trasmissione. Ovviamente anche a noi ci manchi come club di Agrigento, però capisco che i tuoi interessi sono ormai lontani dalla città. Io più che domande un invito ovviamente a venirci a trovare ad Agrigento, quando sarà possibile riesci a venirci a trovare, ci fa sempre piacere e onore averti tra di noi. Io vi ringrazio perché devo dire che voi del Panathlon siete sempre stati vicini a quello che facevamo sia come sport paralimpico e in particolare alla mia attività. Devo dire che nella mia carriera sportiva di riconoscimenti non ne ho avuti tantissimi, però anche grazie a voi qualche soddisfazione in questo senso è venuta, per cui io ricordo sempre con piacere le serate passate assieme agli amici del Panathlon e vi ringrazio ancora per l'attenzione, perché veramente sono anche piccoli gesti che però danno quelle soddisfazioni in più e anche quelle motivazioni in più per riuscire a tirare fuori anche un briciolo di energia oltre il dovuto, per cui sono sempre cose importanti e sono sicuro che sarete sempre vicini allo sport paralimpico, perché questa è anche la vostra missione e lo fate benissimo. Cosa si sente di dire a chi ci segue da casa che vive in una situazione di difficoltà? Innanzitutto di provare a tirarsene fuori se vive una situazione di effettiva difficoltà, se vive una normale situazione di disabilità, che la viva quotidianamente non come un impedimento ma come uno stimolo. Se poi la persona disabile fosse anche interessata a fare sport, che insista nel trovare il suo sport e sicuramente problemi o non problemi, accessibilità o non accessibilità, sicuramente avrà modo di trovare anche il suo spazio. Un'ultima curiosità, se fosse rimasto ad Agrigento per lei sarebbe cambiato qualcosa? Tutto. In termini di passione sicuramente no, sarebbe cambiato probabilmente per il mio lavoro, quello forse sì, però devo dire che in Friuli e a Udine ho trovato una società eccezionale che mi ha accolto e quindi è come se fossi sempre stato a casa. Però, grazie a voi. E in bocca al lupo per Rio. Ciao, per forza che ce la fai. Vai. Quindi arriva un in bocca al lupo dallo studio. Grazie a tutti. Grazie allora a Giuseppe Vella per la sua testimonianza, per il suo intervento a Valorizziamo la faccia pulita dello sport. Possiamo chiudere qui la prima parte della puntata, quindi in linea alla regia, una brevissima pausa e poi torneremo per la seconda parte di Valorizziamo la faccia pulita dello sport. Non andate via, vi aspettiamo. Prezioso, innovativo e multimediale. Museo archeologico di Sant'Angelo Muxaro. 7 le sale espositive. In vetrina reperti sulla geologia, della preistoria e della necropoli protostorica che si apre lungo il versante meridionale del colle, dove incantevole è la tomba del principe. Di rilievo anche Monte Castello e Grotticelle. La visita del Musam è indicata anche per conoscere, attraverso strumenti interattivi, luoghi incontaminati e ricchi di bellezze. Qui la storia si fonde con la saga di Minosse e Cocalo, e dove gran parte degli studiosi colloca la città di Camico. Irrinunciabili le escursioni nella riserva naturale Grotta Ciavoli. Chiese, tradizioni, sapori e ospitalità fanno il resto. Sindaco e amministrazione vi aspettano a Sant'Angelo Muxaro. Musical Bar, ingredienti genuini e selezionati di produzione locale. Al Musical Bar, la pasticceria suona festa, nel segno della tradizione. Siamo in via Porta Palermo a Raffadali, la culla del pistacchio. Un marchio di fabbrica che firma i nostri migliori prodotti a prezzi imbattibili.
Tutto preparato artigianalmente nel nostro laboratorio. Ecco il nostro gelato, preparato con cura, passione e competenza. Una varietà di gusti e specialità della casa per deliziare il vostro palato. Venite a trovarci a Raffadali, in via Porta Palermo 147. Da noi al Musical Bar qualità e convenienza fanno la differenza. Andiamo via. Siete tornati in diretta con Valorizziamo la faccia pulita dello sport, la seconda parte. Allora abbiamo visto e sentito soprattutto Giuseppe Vella, faremo il tifo per lui, Luigi. Sicuramente, e un altro messaggio che vogliamo mandare da questa trasmissione è che ci sono veramente tante realtà che realmente non conosciamo e il ruolo nostro, nel nostro piccolo, è quello di farle emergere, cercare di portarle in Dobbiamo accelerare, abbiamo in collegamento telefonico Giuseppe Sanfilippo, che è il presidente della squadra Leone dei Sicani di Santa Margherita Belice per quanto riguarda l'hockey in carrozzina. Allora possiamo dare subito spazio alla telefonata, prego, grazie per essere con noi. Sì, buonasera, salve. Il capitano della squadra. Allora, il capitano della squadra, Leone dei Sicani, siete dei leoni? Sì, siamo Leoni Sicani perché insomma ci sembrava il nome più corretto da dare, insomma, una squadra di ragazzi che affrontano, diciamo, le partite come affrontano la vita, nel senso con tanto coraggio, con tanta forza e anche con tanta voglia di vincere. Hockey in carrozzina, ecco, una disciplina sportiva che ovviamente non è molto diffusa dalle nostre parti. Lì, ecco, come siete riusciti a mettere assieme la squadra e perché è venuta appunto l'idea di praticare questo sport? Ma io praticamente ho praticato questo sport per 5 anni a Palermo, poi nel 2010, siccome io sono di Santa Margherita Belice, ho coinvolto diversi ragazzi qui della zona e siamo riusciti a fondare una squadra che rappresentasse alla fine il territorio appunto delle terre sicane della Valle del Belice. Quindi abbiamo sono ragazzi di Sciacca, Menfi, Pattanna, lo stesso San Giuseppe Iato, e quindi siamo tutti ragazzi del comprensorio. È la terza squadra in Sicilia, perché siamo 3 squadre in Sicilia e siamo in Serie A1, quindi giochiamo nel campionato della massima serie. Adesso sono 5 anni che giochiamo e nel 2014 siamo stati pure secondi, vicecampioni Italia appunto in tutta Italia, quindi comunque dei risultati straordinari in poco tempo che siamo riusciti a raggiungere. Complimenti per questo obiettivo, per questo risultato, ma soprattutto per aver messo assieme questa squadra, un momento di aggregazione, un momento di integrazione, un momento per stare insieme, di inclusione sociale, che ovviamente questi sono i valori a cui noi ovviamente cerchiamo sempre di dare spazio e di valorizzare. Ecco, valorizziamo la faccia pulita dello sport e sicuramente la vostra realtà è la faccia pulita dello sport che ci piace ospitare, che ci piace affrontare anche in questo salotto, in questa puntata. Luigi, cosa possiamo dire? Che dire, io no, niente, ricordo ancora la serata del 2014 quando vi abbiamo invitato, abbiamo premiato la squadra col premio Fair Play di fine anno. È stata una serata... Sì, è stato un momento molto emozionante. È stato emozionante, avete fatto emozionare e commuovere tante persone con la vostra semplicità, la vostra serenità. Io mi ricordo che c'era anche qualche difficoltà a entrare, ma l'avete superata col sorriso sulle labbra. E quindi, che dire, in bocca al lupo, noi cercheremo di sostenervi qui nel nostro piccolo, cercando di far emergere i vostri risultati. Grazie, crepi il lupo. In ogni caso volevo ricordare appunto che ci potete seguire sul nostro sito internet leonisicani.it oppure sul gruppo Facebook o Twitter, insomma siamo un po' ovunque e poi per fortuna riusciamo ad avere anche grande insomma sulle TV locali, insomma siamo seguiti e questo credo che sia molto importante anche per facciamo con le nostre... C'è per lei Nino De Vicelli. Ciao Giuseppe. Salve. Ciao.
spero che tu stia bene. No, io volevo semplicemente integrare qualcosa per Giuseppe, cioè nel senso che loro praticamente vivono e stanno vivendo senza grandi contributi da parte delle strutture, delle situazioni, e quello che stanno facendo è che stanno chiedendo a tutti di firmare il 5 per 1000, vero Giuseppe? Sì. E siccome è prossima, siccome dico è prossima anche facciamo tutti un appello. Io vorrei che se tu ti ricordassi anche il codice su cui puoi fare il versamento, sarebbe una bella cosa, perché bisogna sicuramente valorizzare quello che vogliamo, ma bisogna anche trovare poi gli strumenti materiali, no? Per poter andare avanti. Pensate solamente che loro sono di Santa Margherita ma si allenano a Sambuca, no? E per cui c'è già anche solo questo, l'allenamento, voglio dire, ha già un costo, anche se poi viene data gratuitamente, diciamo così, il posto dove si allena. E poi un'altra cosa che volevo dire il codice, così facciamo un sì, me lo sta cercando nel mentre. Ecco. Diciamo così, gli do il tempo per dire anche che loro stanno facendo una campagna di acquisti, cioè nel senso che hanno bisogno, per un turnover che è abbastanza normale e naturale, di atleti che si presentino da loro per poter fare questo tipo di attività. È vero, Giuseppe? Sì. Allora mi permetto di dire questa cosa, che sarebbe importante che chi fosse interessato, voglio dire, basta che contatti nel sito internet Leone Sicano, oppure si rivolga anche a me come delegato provinciale, insomma, dove si possono dare questo tipo di indicazioni. Bene, molto efficace l'intervento di Nino De Vinceri. Allora Giuseppe Sanfilippo, se hai il codice lo dia. Sì, appunto, il 5 per 1000 è uno strumento per noi fondamentale per la nostra attività sportiva. Basta indicare sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale 92 020 76 08 46 nella sezione dedicata alle onlus e mettere la propria firma. Quindi basta, è un gesto che non costa niente. Ripete il numero, il codice, ripete il codice lentamente. Allora, il codice è 92 020 76 08 46. Va bene, grazie per il suo contributo, in bocca al lupo. Grazie. Ciao Giuseppe. Grazie. E allora abbiamo avuto anche la possibilità di raccontarvi questa bella storia, questa bella esperienza. Assessore, si avvicina l'estate, ecco, il mare, abbiamo parlato e continueremo adesso, anche se il tempo stringe, con Carlo Lauria a parlare del mare, le spiagge, per renderle accessibili. Allora, intanto io esprimo la mia ammirazione per questi atleti che sono veramente un lustro, a prescindere come dicevano loro, dal fatto di gareggiare in gare per disabili, ma sono un lustro per tutto lo sport agrigentino, per la città, veramente per ognuno di noi, nel senso che sono persone encomiabili da ammirare e sicuramente sono persone che stimolano una grande quantità di altri individui, di altre persone. Stimolano anche i normodotati, che molto spesso si appiattiscono. I cosiddetti. I cosiddetti normodotati. Bene questa sottolineatura. Volevo a questo proposito ricordare due situazioni nelle quali l'amministrazione comunale si è in qualche modo buttata a capofitto per sponsorizzarle, per dare sostegno, e sono una, come diceva lei, all'approssimarsi dell'estate. Nell'estate scorsa, già ad opera di alcuni privati, dell'INAIL e di altre associazioni, è stata creata, e quindi il Comune poi ha appena insediato, proprio uno dei primi atti dopo l'insediamento, il Comune ha voluto essere vicino a questa iniziativa, che è una passerella dedicata alle persone in carrozzella, non che possano arrivare in spiaggia, ma che hanno la possibilità di essere accompagnati fin dentro l'acqua, con delle persone specializzate che le accompagnano, che le aiutano e che quindi rendono possibile quello che per moltissimi ormai sembrava
un sogno irrealizzabile. Invece questa possibilità adesso, non adesso, ma già dall'anno scorso c'è, e quindi è una bellissima cosa. Un'altra iniziativa molto interessante da questo punto di vista, dal punto di vista cioè dell'integrazione, è il fatto che è successo ieri proprio, e cioè a San Leone, al lungomare, dove vi erano dei giochini che erano stati vandalizzati e quindi distrutti. Un gruppo di famiglie, un gruppo di mamme soprattutto, si sono fatte promotrici di un'azione di raccolta fondi per ricomprare questi giochini, e nel ricomprarli hanno avuto anche così un po' in collaborazione con l'amministrazione comunale, hanno avuto l'idea molto molto bella di comprare dei giochini che fossero accessibili anche alle persone con disabilità. E quindi ieri c'è stata questa bellissima manifestazione nella quale sono stati inaugurati questi giochini che sono accessibili a tutti. Noi eravamo presenti con il TG e ieri abbiamo dato ampio spazio a questa notizia con un servizio, abbiamo anche mostrato le immagini, davvero una bella iniziativa. Perché noi oltretutto, dico, l'agonismo sicuramente c'è chi lo fa e lo fa molto bene. L'amministrazione comunale ha anche l'obbligo, il dovere e la necessità di in qualche modo venire incontro anche a tutti quelli che, pur non partecipando ad azioni agonistiche, però hanno lo stesso diritto di fare sport, di divertirsi, di avere dei momenti di svago, ed è giusto che queste persone vengano aiutate e messe nelle condizioni di poter fare tutto quello che è giusto che facciano. Nino De Miceli, prego. No, in effetti noi come CIP abbiamo notato che qualcosa sta cambiando, diciamo così. Noi speriamo che questo sia, voglio dire, non solo un momento, ma sia frutto di una strategia anche un po' più complessiva che interessa e duratura, che comunque non sia solamente, non è un problema di disabili, è un problema di cittadinanza, cioè dei diritti della cittadinanza. Cioè, pensiamo per esempio, come diceva lui, in cui noi il CIP abbiamo anche finanziato questo tipo di iniziativa delle spiagge accessibili, ma non è che abbiamo fatto spiagge accessibili per i disabili, l'abbiamo fatto spiagge accessibili per tutti, da chi aveva la carrozzina per il bambino piccolo all'anziano. Cioè, dico, quando si fanno iniziative che sono socialmente rilevanti, sono iniziative che poi coinvolgono tutta la popolazione. Per esempio, una delle cose che mi è piaciuta è che adesso finalmente sembra che stia andando la piscina. Dico che stia andando, ma la cosa che a me è piaciuta personalmente è che c'è stato un impegno ben preciso anche in favore di chi ha una difficoltà nell'accessibilità alla piscina, no? Cioè, sicuramente tante strutture stiamo cercando di renderle nuovamente fruibili, dopo un lungo periodo di anche se allo stato no, ce ne sono delle strutture abbandonate, anche il palazzo, cioè, voglio dire, ne abbiamo parlato nella precedente puntata delle strutture, dell'impiantistica allo stato attuale. sportiva. Faccio un esempio delle difficoltà che noi viviamo. Per esempio, noi abbiamo l'esigenza di fare nuoto, abbiamo finanziato, come CIP sto parlando, abbiamo finanziato delle iniziative per fare attività nuotatorie ai nostri ragazzi. Siamo costretti ad andare da Agrigento, sostenendo spese immaginate, diciamo così, insomma, siamo costretti ad andare a Licata, siamo costretti ad andare dobbiamo correre. Allora, Carlo Lauria, cosa c'è nel prossimo futuro? Come ogni anno, ormai siamo alla quarta edizione, la sezione della Lega Navale di Agrigento organizzerà anche quest'anno il progetto Diversamente, che è quello che interessa appunto queste attività dei ragazzi disabili. È un'attività che parte in primavera, approfitta anche della bella stagione, perché sicuramente il mare è più fruibile, e auspichiamo che come l'anno scorso si possa protrarre fino alla fine dell'anno, perché di fatto nel 2015 abbiamo svolto attività praticamente fino a Natale, e quindi ci accingiamo a fare un'altra bella stagione in cui, come sempre, ci sposteremo lungo la costa per partecipare alle regate di Sciacca, di Licata e alle veleggiate che organizzeremo anche noi come sezione qui ad Agrigento.
Complimenti per la sua attività, ci resta da vedere l'ultimo contributo, è un'intervista realizzata con la responsabile dell'area 9 Sicilia del Panathlon di Sicilia, appunto area 9, che è Roberta Cascio, che è responsabile per quanto riguarda il settore della disabilità. E allora possiamo seguire questa intervista, poi torneremo in studio per i saluti. Allora, vediamo l'intervista. Allora, lo sport sì è un mezzo di integrazione per i ragazzi che hanno disabilità varie. Da noi c'è il Comitato Italiano Paralimpico che si occupa di tutte le disabilità e di tutti i tipi di sport. In Sicilia abbiamo tantissimi ragazzi che praticano sport a livello agonistico, che hanno disabilità fisiche, disabilità intellettive, relazionali e sensoriali. Abbiamo tantissimi ragazzi che fanno parte di varie nazionali sportive, diciamo che per fortuna, malgrado tutti i problemi che hanno i ragazzi a praticare sport in Sicilia, abbiamo un bel gruppo di ragazzi con disabilità che riescono a praticarlo tranquillamente. Per quanto riguarda le strutture, i problemi li hanno sia i disabili che i normodotati, cioè i ragazzi paralimpici e olimpici, perché purtroppo la Sicilia è molto indietro per quanto riguarda le strutture sportive. Sono tutte più o meno accessibili e quindi quelle che sono aperte sono anche accessibili ai ragazzi disabili. Però purtroppo ce ne sono poche e molte hanno molte carenze, ma questo è un problema atavico, diciamo, in Sicilia e speriamo che prima o poi si possa superare. Ecco, c'è da dire una cosa, che forse per quanto riguarda lo sport paralimpico ancora il doping è entrato poco, per fortuna, in questo mondo, e speriamo che non entri come è presente purtroppo nel mondo dei campioni olimpici. E questo credo che sia dovuto al fatto pure che chi è che fa sport lo fa veramente con convinzione e passione, proprio per un amore innato per lo sport. Era Roberta Cascio del settore Area 9 Panathlon Sicilia. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, io vado a ringraziare subito i miei ospiti, ringrazio Gerlando Riola, assessore ai servizi sociali al Comune di Agrigento. Grazie a voi. Grazie a Nino De Miceli, delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico di Agrigento. Grazie. Grazie anche a Carlo Lauria della Lega Navale Italiana della sezione di Agrigento e ovviamente un ringraziamento come sempre a Luigi Tropia, presidente del Panathlon Club di Agrigento. Grazie a te, Claudio. Siamo arrivati alla fine, grazie per averci seguito, appuntamento a lunedì prossimo con Valorizziamo la faccia pulita dello sport. Arrivederci.